Salve e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un ritardo nella consegna dei vaccini, dimezzate le dosi in arrivo la prossima settimana, sono 7.020 contro le 15.210, potrebbe costringere la Regione a rallentare nelle agende e nelle inoculazioni per garantire la seconda dose a chi è già sottoposto alla profilassi. Questo è l'allarme lanciato dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dalla sua giunta. Un taglio del 54% delle dosi che costringerà la Regione Friuli Venezia Giulia a rallentare nella campagna vaccinale. Il governatore Massimiliano Fedriga lancia l'allarme dopo quello lanciato dal commissario straordinario Domenico Arcuri circa la decisione Pfizer di rallentare nella fornitura delle dosi. Per adesso in realtà sarà un taglio alla consegna che non so quando verrà recuperato. Il Friuli Venezia Giulia oltretutto è tra le regioni più colpite insieme al Trentino Alto Adige e Veneto per questo taglio, perché noi avremo un taglio questa settimana del 54% delle dosi. Questo penso che sia gravissimo, soprattutto perché stiamo entrando nella settimana delle seconde somministrazioni e che quindi non possiamo ritardare. Io ho chiesto al commissario Arcuri personalmente che perlomeno, visto il taglio a livello nazionale, ci sia perlomeno una ripartizione equanime di questo taglio, perché ad oggi abbiamo regioni che non vengono tagliate per nulla, alcune che vengono invece tagliate in modo drammatico come la nostra. Siamo tra le prime 4 regioni che hanno superato il 2% della popolazione, quindi l'abbiamo fatto in modo massiccio la campagna vaccinale, però sempre con un principio di precauzione, perché sapendo, anche avendo visto in passato i ritardi di consegna, che potevano esserci dei problemi. Sono 70.000 le dosi che sarebbero dovute arrivare in regione in questa prima fase, sufficienti a vaccinare le 36.670 persone che rientrano tra le categorie prioritarie, ospiti di case di riposo e personale sanitario. Lo stop alla fornitura imporrebbe alla regione di rallentare nelle inoculazioni per garantire la seconda dose ai già 29.296 sottoposti alla prima, che saliranno di altre circa 2.000 per le dosi già scongelate. Al momento attuale l'incertezza riguarda circa 5.000 soggetti e poi ovviamente l'avvio della seconda fase con gli over 80. C'è un'incertezza rispetto a quello che accadrà la prossima, quindi è chiaro che noi dobbiamo lavorare per garantire la seconda dose e fino a quando non c'è una certezza probabilmente saremo costretti ad allungare le agende, quindi questo è un lavoro che vedremo nel pomeriggio e cercheremo di capire come poter riuscire a rendere compatibile tutto. Sono 29.296 vaccini inoculati finora nella nostra regione su 37.315 dosi disponibili. Finora il Friuli Venezia Giulia ha inoculato il 78,5% delle dosi disponibili, percentuale leggermente inferiore alla media nazionale del 79,7%. Non è pensabile né tollerabile che la Pfizer metta a rischio la campagna vaccinale in Italia, in particolare in alcune regioni del nord-est che risultano più colpite delle altre. La società deve mantenere gli accordi presi con i paesi dell'Unione Europea, riprendere al più presto le forniture. Molto opportuno il duro monito del commissario Arcuri che si è riservato azioni conseguenti in mancanza di risposte dalla Pfizer. Ad affermarlo la senatrice Tatiana Rojc del PD a proposito dell'annuncio che Pfizer-BioNTech ridurrà unilateralmente le fiale destinate all'Italia nel corso della prossima settimana del 29%. Tema scuola, ancora una volta la giunta regionale ha ribadito la necessità di tenere chiuse le superiori per ridurre il rischio di contagi. Sentiamo. È una scelta di responsabilità rispetto al tema della salute, rispetto ai percorsi organizzativi delle scuole e alla loro disponibilità a modificarli. È fatto per il bene dei nostri studenti, per garantire loro il diritto all'istruzione e contestualmente per tenerli in sicurezza, loro, il personale della scuola e l'intera comunità. Troppo alta la pressione sugli ospedali e troppi rischi nel far muovere i ragazzi dai 10 ai 20 anni che oggi, numeri alla mano, sono tra i principali portatori del virus pur asintomatici. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga con il vice Riccardo Riccardi e l'assessore all'istruzione Alessia Rosolén hanno ribadito come la nuova ordinanza che blocca il rientro degli istituti superiori in classe fino al 1° di febbraio sia fondamentale per tutelare la salute dei cittadini. Ma io capisco ovviamente anche questi comitati e figuriamoci tutti vorremmo la scuola in presenza al 100%. Oggi purtroppo, visto le
situazione pandemica della nostra regione, io ritengo anche del Paese, non ce lo possiamo permettere, anzi dobbiamo cercare di utilizzare al massimo la didattica a distanza per poi, quando si potrà tornare in didattica in presenza, garantire che questa vada avanti fino alla fine dell'anno, perché c'è un problema anche organizzativo serio nel mondo scolastico, perché continuare a fare marcia avanti e poi marcia indietro rischiamo di creare il caos. E dall'altro lato dobbiamo cercare di abbassare il più possibile la curva di contagi e soprattutto la curva di richieste di ospedalizzazioni, perché questo ci permetterà di essere in una situazione più tranquilla per tornare a una didattica nella quale i ragazzi possano andare a scuola e sedersi sui loro banchi. Federica chiederà inoltre al governo di fare delle scremature sulle attività a rischio, in pratica entrando nel dettaglio dei codici Ateco e non con chiusure orizzontali. I dati dei contagi di oggi: su 4.109 tamponi molecolari sono stati rilevati 313 contagi con una percentuale di positività del 7,62%. Sono inoltre 782 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 72 casi. I decessi registrati sono 22, scendono sia i ricoveri nelle terapie intensive a 63 sia quelli in altri reparti a 677. Situazione contagi, netto miglioramento anche nelle case circondariali del Friuli Venezia Giulia. Sono tornate Covid-free le carceri di Trieste e di Tolmezzo. Nella casa circondariale del capoluogo giuliano, che conta circa 150 detenuti, a oggi c'è una sola persona ristretta che risulta positiva. Nessun contagiato anche nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, dove a metà novembre scorso il coronavirus aveva infettato oltre 30 persone, di cui 25 detenuti e una decina di agenti di polizia penitenziaria. La positività riguardava la sezione di alta sorveglianza e quella riservata ai detenuti 41 bis su una popolazione complessiva accolta di 180 reclusi. Sono sempre rimaste Covid-free le carceri di Udine, 100 le persone ristrette, e quelle di Pordenone e di Gorizia, che contano globalmente 80 persone. Un ringraziamento a tutto il personale di polizia penitenziaria che ha affrontato l'emergenza con grande responsabilità, dice Giovanni Altomare, responsabile SAP del Friuli Venezia Giulia. Molti hanno pagato con il contagio la loro attività. Fondamentale è stato anche il coordinamento e il supporto delle aziende sanitarie. 2 gli agenti a oggi positivi su 400 in tutto il Friuli Venezia Giulia. Siamo alla politica. Laura Stabile, senatrice triestina di Forza Italia, starebbe valutando il proprio passaggio nelle fila dei costruttori parlamentari al di fuori della maggioranza sui quali il governo possa contare per restare in piedi dopo l'uscita di scena di Italia Viva. Conte chiederà la fiducia. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono al lavoro per convincere diversi parlamentari dell'opposizione a sostenere l'esecutivo. Si cercano tra i 12 e i 20 sostenitori. Una valutazione in questo senso la starebbe facendo anche Laura Stabile, eletta il 4 marzo 2018 senatrice per Forza Italia nella circoscrizione di Trieste Gorizia Alto Friuli. In tutti questi mesi di pandemia, ha scritto oggi pomeriggio su Facebook la senatrice, a mio avviso il governo non è stato in grado di contemperare efficacemente la lotta al virus con le necessità dell'economia, della scuola, della vita e della salute nel senso più ampio delle persone, con il rischio di portare il paese al tracollo e i cittadini allo stremo. Non è pensabile che adesso dia il mio appoggio a questo governo e d'ora in poi ne approvi l'operato, però è un momento difficile e confuso, continua Laura Stabile, che richiede grande riflessione perché l'ipotesi di una crisi di governo e l'eventualità di elezioni in piena pandemia ha portato sull'Italia l'attenzione preoccupata di molti paesi europei. Forza Italia rischia di sfaldarsi in Friuli Venezia Giulia, i social affida il proprio sconforto il consigliere regionale Franco Mattiussi. Dopo l'addio del consigliere regionale Zalucar, che ora non perde occasione di attaccare il nostro assessore alla sanità Riccardo Riccardi, scrive su Facebook, anche il possibile passaggio della senatrice Stabile tra le file dei costruttori, nessuna credibilità, nessun moto d'orgoglio, fatico a restare impassibile, dice così Mattiussi, ora di dire basta, conclude il consigliere forzista. E siamo alla cronaca, uccide la moglie a coltellate di fronte ai 3 figlioletti. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, è successo a Concordia Sagittaria sabato alle 18, ad accoltellare la moglie una cittadina nigeriana di
35 anni, è stato il marito connazionale di 10 anni in più. La donna è stata trovata senza vita nella sala da pranzo, attinta in più punti del corpo con un'arma da taglio. I carabinieri hanno sequestrato diverse lame all'interno dell'abitazione. In casa c'erano anche 3 figli piccoli, pare abbiano assistito all'omicidio. Nella notte l'uomo interrogato ha ammesso parte delle sue colpe, dicendo di aver ucciso la compagna perché riteneva di essere stato tradito. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone e dal dottor Raffaele Tito. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte in Carnia, con epicentro nei pressi di Verzenis. Secondo le rilevazioni della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, la scossa si è verificata a circa 10 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse zone della provincia. Hanno bisogno di materiale elettrico e di tutto ciò che può servire per ricostruire, anche se c'è chi tra la popolazione colpita dal terremoto in Croazia 2 settimane fa sente anche la necessità di un aiuto psicologico. Da Tavagnacco 2 giorni fa è partito un camion di aiuti raccolti da un gruppo di persone residenti in Friuli Venezia Giulia ma di origine croata. Vediamo. Hanno attivato una raccolta di materiale utile per la popolazione croata colpita dal sisma, in particolar modo tra Sisak e Petrinja, e sono partiti con un camion pieno venerdì notte da Tavagnacco. Loro sono un gruppo di persone di origini croate, da anni residenti in Friuli e attive in un'associazione culturale italo-croata. Hvala od srca. I signori ringraziano di cuore per le donazioni, grazie Italia, grazie Friuli, e garantiscono che tutte le donazioni vanno nelle mani sicure. La solidarietà non manca, ma tantissimi sfollati necessitano di aiuti continui. Ecco la testimonianza raccolta sul posto al momento della consegna del materiale arrivato dal Friuli. Ha perso tutto, ha perso l'appartamento, ha perso la casa, adesso ci troviamo in un stanzino dove usavano per mettere via la legna, asciugare i vestiti, e questa è l'unica cosa che gli è rimasta. Non necessitano del cibo perché il cibo arriva da tutti, volontari, però insomma materiale edilizio, materiale elettrico, più che altro, come dice lui, avranno bisogno anche di aiuto, di un supporto psicologico, perché a questa età perdere tutto e partire da zero è veramente difficile. È stato aperto al traffico poco prima delle 2 di questa notte, con 6 ore di anticipo rispetto al programma, il nuovo cavalcavia della direttrice Udine-Trieste del nodo di Palmanova. Si tratta del quarto e ultimo sovrappasso realizzato nel primo sublotto del quarto lotto della terza corsia. Dopo mesi che si è passato su un'opera in posizione defalcata per consentire la realizzazione dell'opera progettuale, finalmente il traffico viene posato sull'opera così come prevista a progetto. Ecco, si tratta della direttrice Udine-Trieste. Si tratta della direttrice Udine-Trieste. Gli utenti che da Udine andranno a Trieste da domattina passeranno sull'opera definitiva. Il secondo lotto procede in maniera spedita, il primo sublotto Alvisopoli Portogruaro, altra opera. Il primo stralcio del secondo sublotto è un'opera di circa 10 km, valore poco più, poco meno di 100 milioni di euro, opere complesse nonostante non sia estremamente esteso il percorso, perché è attraverso un territorio molto antropizzato, quindi caratterizzato da molti sovrappassi, da molti sottopassi, da scatolari e da opere d'arte minori che non si percepiscono percorrendo la viabilità autostradale, ma che in effetti creano molti rallentamenti e molte difficoltà nell'esecuzione dei lavori. Siamo allo sport. La sconfitta di ieri per l'Udinese contro la Sampdoria ha portato rabbia, delusione e preoccupazione. Per la squadra di Gotti si è trattato del quarto KO nelle ultime 5 partite. Dopo le voci a caldo che davano per conclusa l'avventura del tecnico, oggi la proprietà ha maturato una decisione più attendista. Squadra in ritiro fino a mercoledì. Il tecnico Gotti rimane sulla graticola, per lui altre 2 prove d'appello, quello contro i bergamaschi e l'Inter sabato. Si arriverà così alla data del 23 gennaio, quella che da tempo Marino indica come decisiva anche per i ragionamenti di mercato. Siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.